un anno di transizione in attesa della nuova PAC, così è stata chiamata questa conferenza stampa che si tiene quest'oggi in Corte Benedettina a Legnaro. Come tutti gli anni Veneto Agricoltura all'inizio dell'annata agricola fa il punto dell'annata agricola appena trascorsa, quindi come sempre a gennaio questa conferenza stampa dove con grande anticipo, probabilmente unica agenzia in Italia, presenta questo outlook. Per dire che cosa? Per dire che il 2013 dal punto di vista agricolo e agroalimentare è stata un'annata in chiaroscuro con alcune belle performance ma anche molti dati che danno preoccupazione. Il bilancio ha sicuramente aspetti maggiori di positività che non segni meno. La produzione ha raggiunto i 5,5 miliardi, quindi più 3,3% rispetto all'anno scorso. I timori iniziali di una primavera oggettivamente piovosa e più fresca, dopo nel corso dell'anno si sono di molto attenuati. Continuano a diminuire il numero delle aziende, sono circa 68.000, ma quelle che escono quasi esclusivamente sono aziende, diciamo, condotte da persone anziane, ed ecco, questo è un dato che ci fa un po' pensare. Sono diminuiti anche, portandosi a 67.000 il numero degli occupati, sia indipendenti che dipendenti. Alcuni settori sono andati discretamente bene, partiamo da quelli più positivi, quindi il settore lattiero-caseario, anche qui una diminuzione di imprese, una piccola diminuzione anche di produzione, però buone politiche di trasformazione, quindi la forza del Veneto è sostanzialmente nei formaggi, quindi DOP, grana, Asiago, eccetera, delle buone performance. Il vino ha avuto delle difficoltà e sta vivendo anche attualmente delle difficoltà sui mercati di prezzo, quindi pagate meno le uve, pagato meno il vino, però con delle politiche veramente molto interessanti di marketing, soprattutto nei mercati internazionali, ci sono state delle buone performance. Citiamo sia quei vini veronesi, Soave e il Valpolicella, ma ovviamente in primis, che non si può più definire un fenomeno, ma è il Prosecco. Si pensi più 70% in Gran Bretagna, più 32-33% in valore e in quantità negli Stati Uniti, quindi degli aspetti positivi. Per quanto riguarda invece le produzioni erbacee, molto bene la soia. Più difficoltà invece per i frumenti, le difficoltà appunto meteo, e soprattutto difficoltà per la bietola. Si pensava ad una buona annata, più 30% di superficie, invece è stata meno 20% di superficie proprio per le piogge primaverili, quindi questo ha inficiato in maniera importante. Bene anche discretamente il mais. Difficoltà un po' più per l'orticoltura e la frutticoltura, bene il melo e la pesca. La zootecnia da carne bovina ha sofferto. Sta prendendo quello con gli Stati Uniti, che vale 10 volte il Canada ha 30 e qualcosa milioni di consumatori, gli Stati Uniti sono 350 milioni. Un anno di assestamento che, accanto al miglioramento dell'efficienza e quindi della competitività, porta a una razionalizzazione del tessuto produttivo del sistema agricolo e quindi del miglioramento dell'efficienza generale della produzione agricola veneta. Si sta discutendo proprio in questi giorni la nuova politica agricola comunitaria, che si divide in aiuti diretti e sviluppo rurale, e quindi incentivi a chi resta come professionista di un'agricoltura che cambia, un'agricoltura rivolta alla produzione di qualità, al miglioramento delle produzioni, all'efficientamento, all'export e allo sviluppo rurale, quindi al contesto, quindi miglioramento delle caratteristiche ambientali. Ricordo tutto il tema della sostenibilità, che è una sostenibilità, come dice il Presidente della Commissione europea Barroso, è una sostenibilità economica, sociale e ambientale. Gli aspetti ambientali sono aspetti cruciali. L'agricoltura deve migliorare, deve essere più efficiente, a patto che riduca anche l'impatto ambientale. Quindi la domanda: cosa è costato in termini ambientali, quindi per tutti noi, un chilo di insalata, è un tema che è di pressante attualità per l'imprenditore agricolo, oltre che per il consumatore, per il cittadino.